Si parla di differenziata oggi al Niccolò Gallo in un progetto di educazione e di formazione ambientale cui voi siete partner insieme all'Osser Sicilia. Sì, il progetto è al secondo anno, però la città di Agrigento non aveva avuto l'incontro l'anno passato, è entrata quest'anno nel vivo proprio del progetto. Il progetto è differenziamoci attraverso il divertimento, quindi si pensa di valorizzare l'etica l'etica della cittadinanza attiva, proprio perché se iniziamo dalla scuola a dare gli esempi per come si può differenziare per salvaguardare quello che è il nostro pianeta, ci dà questo l'opportunità di vivere tra i banchi di scuola sia i docenti che i ragazzi il momento della differenziazione, quindi cultura ambientale, cultura della salvaguardia. Siamo qui al Niccolò Gallo proprio per iniziare a fare questa formazione dove i professori che partecipano, perché non è rivolta solo agli alunni ma è rivolta anche ai docenti, avranno dei crediti formativi, quindi chi partecipa avrà dei punteggi che faranno i crediti obbligatori, mentre gli studenti avranno, oltre a partecipare ai convegni, avranno 3-4 appuntamenti, quindi un inizio, una verifica intermedia e una verifica finale dove vedremo il risultato dei loro lavori e molti di loro diventeranno ambasciatori ambientali o team capigruppo, diciamo, di questo progetto di rete. Il problema oggi sono anche le plastiche, è un problema estremamente sentito e ultimamente molto si sta investendo in questo settore perché le plastiche hanno dei grossi impatti sull'ambiente, non tanto le plastiche quelle macroscopiche che noi vediamo, che sono le bottiglie, i sacchetti, che comunque sono sempre impattanti, ma anche le microplastiche, cioè tutte quelle plastiche che non riusciamo a vedere, che ad esempio un sacchetto di plastica o anche la stessa bottiglia col tempo si frantuma in piccoli pezzetti e questi poi vengono ingeriti dagli organismi e quindi noi poi ce li ritroviamo sulle nostre tavole. Oggi parte la differenziata nel centro città con tutte le difficoltà legate alla conformazione urbanistica del centro città. Devo fare sempre un appello ai cittadini ad avere un po' di pazienza. Ho visto che nei grandi palazzi in fondo non si sono create grosse problematiche e stiamo cercando di risolvere. Le discariche che gli incivili e i farabutti che hanno buttato i sacchi in mezzo alla strada hanno realizzato verranno eliminate tra domani, mercoledì e giovedì, perché abbiamo un problema di conferimento nella discarica generale, un problema tecnico, se no avremmo fatto anche prima. Quindi un po' di pazienza, collaborate perché stiamo diciamo, andando verso una svolta epocale per la nostra città.